19 ottobre 2019, quarta giornata di campionato, si scontrano qui al Pala RB San Quirico due squadre di grande blasone. Il Città di Asti ospita il Città di Sesto, una partita sicuramente di grande spettacolo. Andiamo a vedere com'è andata. Questo è l'angolo che ha battezzato fuori il tiro libero di Asquer a 3 minuti dalla fine, che avrebbe potuto permettere al Città di Sesto di vincere questa partita per 3-2. Però in realtà una partita magistrale finita in pareggio tra due squadre decisamente toste. Il Città di Asti è andato in vantaggio per 2 volte, il Città di Sesto ha recuperato e poi alla fine un'espulsione per parte, un risultato che forse sta un po' stretto comunque, con tutti i pali colpiti, soprattutto la traversa da Major a pochi minuti dalla fine per il Città di Asti.